varie sfaccettature del problema. Abbiamo visto più 30% di occupazione, più 30% di retribuzione, lavoro soprattutto donne e giovani e un'occupazione in più, insomma, sul 10%. Per voi invece? Sono 60.000 aziende in meno, con una media di 3 dipendenti, 3 addetti per ogni azienda, e in 6 anni sono stati persi 180.000 posti di lavoro. Cioè non ce la fanno i piccoli sostanzialmente? Ma non è solo i piccoli, questi sono anche i supermercati, quelli non di catene, sono anche strutture molto moderne di un certo tipo. Cioè non si può parlare in termini occupazionali esclusivamente guardando la propria azienda. Chi fa il nostro lavoro deve guardare in termini occupazionali nel complesso del settore. Questo ha comportato sicuramente, al di là della minaccia che si sta facendo, non nel caso dell'intervista fatta adesso, ma spesso la minaccia è quella che abbiamo sentito: se passano alcune chiusure domenicali perderemo 40, 45.000, 50.000 posti di lavoro. Il mondo del commercio, quello di vicinato, ha perso, i centri storici e i centri urbani hanno perso qualcosa come 180.000 addetti probabilmente a spanne in questi 6 anni. Non solo, ma per un secondo pensiamo anche a tutto l'indotto che vive attorno a un'attività commerciale, e anche questo sta soffrendo notevolmente. Pensiamo all'idraulico, pensiamo al muratore, a tutto quello che attorno a queste attività poi aveva una sua cosa. Non solo, ma io andrei poi a analizzarla senza entrare nello specifico di ciascuna struttura, perché in molti casi queste assunzioni sono sicuramente importanti, in altri casi sono dei contratti a voucher, adesso sono dei contratti molto a chiamata, non molto professionalizzanti, quindi io credo che tutto vada analizzato fino in fondo. Non è vero, io non credo che però questa deregolamentazione abbia comportato nel mondo del commercio, lo ripeto, un incremento occupazionale. Se c'è stato perché sono aumentati i punti vendita, tutta una serie di punti vendita, ed è aumentato anche il costo del lavoro dipendente proprio per questo motivo, ma sono aumentati anche i prezzi e i costi per i consumatori. Quindi, anche se senza dubbio questo è rilevante, ma il piccolo in tutti questi anni non è riuscito a cambiare le proprie politiche, cioè a rivederle. Io dico sempre: chiuse lunedì, martedì, mercoledì, concentrati, ti sposti il tuo giorno di recupero, come fanno i dipendenti. Ci sono dipendenti che devono lavorare, tanti lo dicono: io devo lavorare il sabato e la domenica, per carità sto a casa un altro giorno. In tantissimi settori ormai c'è questo cambiamento, e quindi non aver danni ma mettersi in concorrenza nei giorni di apertura, perché allora a quel punto cambiano i presupposti o no? Io sono portato ad aprire la mia azienda se ne ho un ricavo, se ho un risultato positivo, ma in realtà quello che è successo è che mentre prima del 2011 avevo un risultato positivo nelle aperture festive, avevamo in realtà anche in provincia di Padova, nel Veneto, che aprivano tutte le domeniche e avevano dei risultati positivi e ci chiedevano di continuare ad aprire la domenica, anche dei piccoli esercizi, che avevano orari di lavoro differenziati. Dopo il 2012, perché poi queste sono le date, no, in cui si è partito, questa produttività domenicale è sparita. Però c'è stata la grande crisi, a cavallo da noi è arrivata l'onda lunga 2009, 2008, Diciamo 2009. che il commercio l'ha vissuto in quegli anni, diciamo il mondo del commercio, la crisi vera l'ha vissuta in quegli anni, 2012-2013. Ma al di là di questo non si è risposto attraverso questa deregolamentazione a quel tipo, perché erano tutte le premesse fatte per introdurre quel provvedimento erano aumento occupazionale e aumento delle vendite. Nessuno dei due fattori c'è stato, a partire dal 2011, dove la crisi si cominciava già a sentire abbondantemente. Non c'è stato un incremento. Gli incrementi qualcosa li abbiamo avuto a partire dal 2016, in seguito a una ripresa generale da parte del commercio. Io su questo sono assolutamente convinto che occorre ridare fiato a queste attività. Nel momento in cui ridiamo fiato alle attività che operano nei centri urbani, nei centri storici, riapriranno la domenica. La chiusura domenicale da parte di questi non è una volontà tanto il problema lavoro è che bene. si pongono delle regole, poi quelle sono. Perché adesso l'idea è proprio quella su istanze, pressioni costanti, di dire
ne chiudiamo 40, chiusura 40, poi quello che resta Io sono convinto del regolamentare. contrario, Elena, su questo, che se noi apriamo i centri storici di domenica e magari qualche domenica chiudiamo i centri commerciali, riempiamo i centri storici. E riempiendo i centri storici tutti i commercianti sono riportati come un tempo ad aprire la domenica. E questo è il tema che abbiamo, cioè questo è il tema che dobbiamo ridare fiato a queste cose. Ridare fiato significa anche reintrodurre qualche regola che vada in qualche modo a limitare lo strapotere che sta avendo in questo paese, nel nostro paese, nella nostra regione, la grande distribuzione. Non significa fare dei danni alla grande distribuzione, significa ritornare ad un minimo di regole che tutelino le piccole imprese. Io ripeto, se apriamo in maniera organizzata, perché ovviamente tutto questo è un ragionamento che stiamo facendo, abbiamo un'esperienza notevole nel Veneto, se riapriamo in termini diversi e con qualche centro commerciale meno aperto, probabilmente tutti i commercianti che lavorano all'interno dei centri storici, città murate, lo ricordo perché una cosa che non viene mai detto è questa: prima del decreto Monti nel Veneto ogni domenica era aperto un negozio su 5. Sì, no, ma infatti dopo voglio tornare anche su questo aspetto e su un'altra obiezione che mi sono un po' appuntata qua dopo la faccia. Adesso andiamo a vedere anche la contrattualistica, perché poi tanti appunto ci hanno detto ma la contrattualistica com'è sabato e la domenica, per capire anche da voi cosa succede. Sentiamo un po' cosa dice Fabio Dorà. Ci sono contratti ad hoc? Che tipo di contrattualistica viene utilizzata proprio per dare informazioni conoscitive, perché a volte le persone parlano però non hanno cognizione di causa? Ma la contrattualistica non cambia, cioè è la stessa contrattualistica che noi abbiamo in generale, e non è che se apriamo la domenica o non apriamo la domenica cambiamo il nostro sistema di contrattazione. Guardi, la nostra azienda ha quasi il 90% di contratti a tempo indeterminato e non è stata la domenica ad abbassare questo tasso percentuale, anzi la domenica ha portato un vantaggio sia per quelli che erano già assunti e quindi potevano vedere garantito il proprio posto di lavoro, oltre al fatto che la nostra azienda comunque sta andando bene, performando bene nel mercato, ma anche l'opportunità di nuove persone di entrare all'interno della nostra organizzazione. Con le chiusure domenicali ci potrebbe essere un danno in termini economici e anche in termini di posti di occupazione? Allora, in primis il danno per me è nei confronti del servizio al cliente. Su questo io ci tengo sempre a sottolinearlo, perché il primo danno secondo me ce l'hanno i nostri clienti che si trovano i nostri negozi chiusi. Guardi che noi siamo solo in minima parte un'azienda che ha dei centri commerciali, noi siamo soprattutto un'azienda che ha negozi, supermercati medio-piccoli. E quindi insomma anche garantiamo anche dei servizi essenziali, no? Io penso anche a negozi in centri di città, quindi garantiamo un servizio al cliente. Quindi in primis per me l'impatto ce l'hanno i nostri clienti. Nel secondo caso ce l'abbiamo anche noi, adesso io non posso io qua dire che tipologia di impatto potrà avere la domenica. Diciamo che se andiamo di fronte a una chiusura importante della numerica di domenica all'interno dell'anno, dovremo ragionare in termini di riorganizzazione all'interno della nostra azienda. Potrebbero esserci quindi dei problemi, delle ripercussioni? Beh, potrebbero esserci delle ripercussioni, sì, perché comunque diminuiamo le ore lavorative all'interno dell'arco settimanale. Che questo voglia dire come intervenire all'interno della forza lavoro della nostra azienda, questo io oggi non lo so dire, anche perché non c'è chiaro di cosa stiamo parlando, se tutte le domeniche, se solo una parte, se solo le festività comandate, però diciamo che è abbastanza matematico, no? Meno ore lavorabili, insomma un impatto anche all'interno della nostra organizzazione. Perfetto, c'è un altro intervento relativamente alla desertificazione delle città, voglio sentire un po' di osservazioni relativamente a questa parte. No, guardi, posti di lavoro, servizio al cliente, riorganizzazione del direi lavoro. che condivido il ragionamento che fa il direttore, però ci sono 2 o 3 aspetti che dobbiamo probabilmente affrontare insieme. Primo, le chiusure domenicali presentate così come sono presentate sono ridicole, nessuno vuole la chiusura di 44 domeniche al di là della... Quindi neanche voi sareste per questa... Ma ci sono tutta una montagna di deroghe, anche la stessa Lega dice sostanzialmente attenzione, città d'arte, centri storici, città murate, lo sta dicendo, non è che dice 44 stop chiuso. Però la domanda che faccio, fermo restando poi un aspetto che evidentemente quello che diciamo noi risponde a quello che dice il direttore, cioè dice sostanzialmente nei centri storici se stiamo lavorando anche noi e vogliamo che i centri storici rimangano aperti nelle festività che abbiano delle regolamentazioni di un certo tipo. Però il tema io credo che sia questo: perché in questi 5 anni ad esempio Despar non ha mai risposto alla nostra proposta
di un tavolo di confronto in cui si decidevano in maniera, indipendentemente dalle leggi, alcune chiusure concordate insieme? Perché non ha mai intervenuto a questo tavolo? C'è stata qualche struttura della grande distribuzione che ha aderito? Despar però non ha mai aderito a questo tavolo. Abbiamo proposto per 4-5 anni di buttare giù un minimo di calendario in cui perlomeno si decidesse che alcune festività, chiamiamolo così, comandate, rimanesse tutto chiuso. Magari qualcuno l'ha fatto, anche loro hanno fatto delle chiusure, però probabilmente se avessimo cominciato un confronto e un dialogo in questi anni, oggi avremmo risolto il problema come diciamo noi. Ed è quello che noi vorremmo fare. Non vogliamo metterci di fronte a una qualche cosa che obblighi a chiusura e basta. Vogliamo metterci di fronte ad alcune regole che permettono alla piccola e alla grande distribuzione di sedersi attorno a un tavolo e concordare alcune cose nello sviluppo e nell'interesse dei consumatori, perché questo lo cerchiamo tutti. Però ripeto, in questi 6 anni, dal 2011 al 2018, quindi in questi 7 anni, queste cose si potevano fare. Noi l'abbiamo chiesto, altri non c'erano presenti. Chiarissimo. Allora, l'obiezione che avevo posto appunto a lei prima, l'abbiamo girata la stessa domanda anche al direttore dell'Aspia relativamente alla desertificazione, sentiamo che cosa risponde, che obiezione da fare. La desertificazione dei centri storici, proprio in virtù del fatto che voi siete anche presenti nelle città, in città anche di un certo peso. In parte, perché poi in realtà noi sulla rendere vivi i centri storici collaboriamo anche con gli esercizi più piccoli. Oggi si parla tanto di grande distribuzione, quindi di regolamentare il nostro mondo, ma io penso che noi collaboriamo, no, con le strutture più piccole. Guardi, negli ultimi 7 anni, dalla liberalizzazione che ha voluto il governo Monti, le cito solo 2 numeri. I negozi della grande distribuzione che hanno dovuto chiudere sono meno 7,4%, quindi a livello di totalità di negozi della grande distribuzione abbiamo fatto meno 7,4%. Negozi dei piccoli, quindi tradizionali, che noi chiamiamo tradizionali, hanno fatto meno 1,4%. Quindi già questo ci permette di sfatare il tema che le aperture domenicali hanno portato una grande crisi nei confronti dei piccoli negozi. Non è vero, perché in realtà hanno chiuso più negozi del mondo della grande distribuzione. Quindi ancora una volta la realtà è molto più complessa, no? Io penso che proprio un tema di chiusura domenicale non svantaggi solo il mondo della grande distribuzione, ma possa svantaggiare anche il mondo dei piccoli negozi che in realtà con la liberalizzazione in realtà ha avuto un impatto inferiore rispetto al nostro mondo. Cosa dice? Parla in termini di numero di chiusure. È chiaro che in percentuale, trattandosi di numeri che per quanto riguarda i piccoli negozi raggiungono il 1.000.000, insomma è difficile fare dei paragoni percentualmente e quindi parla dei numeri di negozi. Io cito sempre i dati, quelli importanti, che sono quelli dei ricavi. In realtà basta andarci a vedere i dati Istat dal 2011 al 2018, gli unici che hanno avuto un incremento quasi costante dei ricavi in tutti i settori sono gli esercizi della grande distribuzione e credo che sia importante questo rispetto, mentre la piccola distribuzione ha perso il 4-5%, questi punti percentuali sono stati trasferiti alla grande distribuzione e credo sia uno degli aspetti che va toccato, insomma, quindi sono quote di mercato. Poi ha ragione su un aspetto, chi sta vincendo in questo momento, soprattutto nell'alimentare, non è più l'ipermercato, la grande struttura, stanno vincendo le medie strutture di vendita, stanno vincendo i piccoli supermercati, quelli che vanno dai 400 ai 2500 metri, stanno diventando una delle mete preferite dai consumatori e guarda caso, io non credo che sia per l'apertura domenicale, anzi ne sono convinto, è semplicemente perché stanno dando un servizio che hanno, tra virgolette, copiato e migliorato dalla piccola distribuzione. Laddove la piccola distribuzione si è organizzata nello stesso modo abbiamo visto che è ritornata ad essere competitiva, però questo è quello che sta avvenendo, per cui al di là dei numeri che in percentuale poi ovviamente con dei numeri più piccoli diventano vincenti, io credo che il tema fondamentale è questo, nei ricavi, quindi nella sostanza la grande distribuzione si è veramente goduta di questa deregolamentazione. Perfetto. Prima della pubblicità un attimo solo sentiamo il grande competitor che crea problemi a tutti indistintamente, quindi di nuovo Fabio Donà, un attimo. L'ultima questione è quella dell'online, acquisti online, c'è chi dice che le persone si ricorrerebbero a questo tipo di acquisto. Secondo lei? Sì, cioè nel senso che l'online oggi non è regolamentato,
da questi aspetti qua, e quindi è chiaro che nel momento in cui si va a regolamentare il retail più tradizionale, come lo chiamo io, anche se certi retail tradizionali hanno anche un loro sistema di online, l'azienda che rappresento no, ma questo non è un fattore importante rispetto all'analisi che stiamo facendo, sì, perché comunque l'online si avrebbe modo comunque di acquistare di domenica nei servizi di online storici, penso ad Amazon o penso anche ad altri siti di e-commerce, quindi è chiaro che l'online rispetto a noi grande distribuzione non avrebbe questo impatto negativo. Eh sì, dopo torniamo a vedere anche questo aspetto qui di regolamentazione e non regolamentazione. Pubblicità, pochi secondi.